Dopo tanti anni di attesa, di lavori in corso, di problematiche varie di sicurezza per gli automobilisti, l'ANAS ha aperto al traffico lo svincolo Manganaro realizzato dalla contraente Bolognetta nell'ambito di lavori di ammodernamento del nuovo itinerario Palermo-Agrigento, che prevede la costruzione di un nuovo asse stradale in sostituzione dei vecchi tratti stradali del medesimo itinerario, costituito dalle strade statali 189 della Valle del Platani e SS 121 catanese. L'importo complessivo investito da ANAS per la costruzione del nuovo svincolo è stato di oltre 3 milioni di euro. Il completamento del nuovo svincolo Manganaro consente di aprire al traffico la nuova tratta da caratteristiche autostradali della lunghezza complessiva di 9 km, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 82 milioni di euro nella sua configurazione definitiva, ovvero con le due carreggiate separate da inizio intervento fino all'innesto, con il restante tratto in ammodernamento in prossimità del viadotto San Leonardo. L'apertura permetterà quindi di eliminare i disagi connessi all'attuale circolazione stradale in modalità provvisoria di cantiere, fino ad oggi utilizzata per consentire i collegamenti della nuova arteria con i comuni limitrofi. All'inaugurazione hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale alle infrastrutture Aricò, responsabile della struttura territoriale di ANAS Sicilia Nicola Montesano, il dirigente delle nuove opere ANAS Sicilia Silvio Cannella, il coordinatore dell'alta sorveglianza Giuseppe Salvia. Per l'assessore Aricò i semafori sulla Palermo-Agrigento sono ormai soltanto un brutto ricordo. Si consegna oggi agli automobilisti uno svincolo moderno che rende il tracciato della strada statale più veloce, fluido e sicuro. Il lavoro del governo Schifani per dare alla Sicilia collegamenti vari, moderni, efficienti, continua. Il risultato di oggi è la conferma di un impegno costante e fruttuoso. Ringrazio ANAS per il suo obiettivo raggiunto. Questo quanto affermato dall'assessore alle infrastrutture Aricò. Si è chiuso un altro cantiere lungo questo asse statale per la Sicilia, sono stati eliminati i restringimenti che causavano rallentamenti e disagi agli automobilisti, un risultato reso possibile grazie al completamento dell'opera infrastrutturale complessa con caratteristiche autostradali.